Ci sono tanti che ascoltano la Catalla la mattina e poi si sentono a replica. Esatto. Ma vedi che sbaddo caiano, però noi siamo contenti di questo. Li salutiamo sia radiofonicamente che video, perché come vi dicevo c'è anche Tony Etna oggi, che poi sapete è colui che insomma gira, no gira nel senso cafurria, gira nel senso della cinepresa. Ecco, gira con la telecamerina, si dice gira perché con la mano no, da mano si faceva così. È vero, è vero. Con la telecamerina e poi mette questi speciali, questi backstage di Alla Catalla su YouTube, quindi infatti, lo ringraziamo, grazie Tony. Ti ricordi una volta le riprese si giravano e le fotografie si tiravano? Ma portare una fotografia. Sai, barzelletta, io che stavo a fare la radiografia. No. C'era uno che aveva insomma che 65 anni, che sto radiografia nella sua vita non si andava fatto mai. Un dottore ci disse: senta, guardi, ci dobbiamo fare una radiografia, per forza, perché dobbiamo vedere il problema. Ma dottore, ma quando me lei a fare questa radiografia? Dove è localizzato il problema? Ma scusi, io il dolore ce l'ho qua, insomma ne coccigi nell'osso sacro, deve fare la radio, come si chiama? La radiografia. Ma scusa, ma che cos'è sta radiografia? Guardi, è una specie di fotografia, però un poco più particolare, capisci? Anche perché dobbiamo capire bene la situazione. Ho capito. Ma lei mi può mandare a qualche banna dove posso fare? Effettivamente c'è l'indirizzo di uno studio di radiologia, chi si arrivava da come leggevo il prezzo, 50 euro una radiografia, ma un cucciasivo, se non tornava a rere. Io ora come faccio? Con la pensione. Come faccio ora? 50 euro. Basta, era la Villa Bellini, la nostra villa comunale di Catania. Stava passeando, se stava tagliando i paperi, qui c'era a Villa Bellini, lo famoso fotografo da Villa Bellini. Stavano a saperlo. No, vero, fotografo famoso che alla Villa Bellini, non solo a Carnevale, una volta c'era un fotografo che furriava e ci faceva le fotografie piccerine. Insomma, con 5 euro solo a Voscando, no? Esatto. Senta, scusi, lei che fa fotografie? Sì. Certo, qua sono queste villa, no? Che si andava a fare una fotografia però un poco particolare, non mi mettere a lavoli perché una foto un poco particolare. Ma veramente, insomma, particolare in che senso? Camerasso con mia, si buttava a lavoli, lei si mettesse dopo, io mi metto qua, o solo buono che c'era la luce che era importante, io si cala le cause e ci ammoscia giustamente il coccige, s'accalavo preciso. Un fotografo, sai, sempre fotografo. La fotografia che faceva 5 euro. Ci fece una bella fotografia in primo piano meraviglioso di questo sederone di sto signore. Basta, chisto, con questa bella fotografia dopo Cigliona sai va a ritirare. Si ne un dottore e ci disse: dottore, qua c'è la bella fotografia che mi aveva chiesto. Io come rapiva la busta e vista la fotografia. Dice: carissimo signor Rapecavoli, che si chiama Rapecavoli, classico, ci devo dire che insomma dice: la faccia io tutto lei, ma sta male la cravatta non do conto con Chinese. Questa è Alla Catalla di oggi, mercoledì 20 gennaio. Amiche e amici, con Giuseppe Castiglia, Fabio Formosa sino alle 14. Tra un po' vi spieghiamo come ci si mette in contatto con noi. Intanto partiamo.